Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parleremo del quinto elemento. In realtà, in ordine di creazione, è assolutamente il primo, cioè è l'elemento Akasha, l'elemento dello spirito da cui tutto nasce, tutto prende avvio. Diciamo, in realtà sarebbe l'elemento zero, ma per riprendere il titolo di un famoso film, Il quinto elemento, mi è andato di dirvelo così. È un elemento fondamentale perché è la base di tutto, è dove risiedono i regni spirituali superiori ed è dove è contenuta tutta la memoria cosmica, diciamo così, eh, ed è a quell'elemento e a quella vibrazione che è possibile viaggiare avanti e indietro nel tempo, vedere tutti i mondi e tutti i tempi, conoscere tutti i livelli della creazione e insomma è un livello entro il quale è contenuta insomma la mente divina. Dunque, per raggiungere questo livello è necessario un processo particolare. Intanto, prima di ogni cosa, un bilanciamento pressoché perfetto degli altri elementi e in particolare poi una specie di moto a doppia andata, cioè si va verso l'alto ma si va verso l'interno. È assolutamente fondamentale, infatti, superare un po' le stratificazioni del nostro ego e questo è possibile, come ho detto, proprio tramite il bilanciamento degli elementi, la conoscenza del sé e il lavoro veramente molto serio, fermo, ma anche deciso su di sé, cioè deve essere un lavoro che non trova un'autogiustificazione sulle proprie caratteristiche, cioè bisogna essere dei giudici molto severi riguardo le nostre mancanze, le nostre pecche, i nostri eccessi, ma anche gli eccessi di buonismo, attenzione, perché quando portiamo un equilibrio dobbiamo portarlo sia da una parte che dall'altra, senza sbilanciare le braccia della bilancia, né troppo verso il bene né troppo verso il male. Infatti, questa è una cosa che va assolutamente precisata e di cui comunque sicuramente parleremo in un'altra pillola. eh, Ogni volta che noi sbilanciamo da una parte o dall'altra questo equilibrio, si crea un meccanismo di equilibrio cosmico perché esiste questa peculiarità che tutta la creazione viaggia e si mantiene in perfetto equilibrio, perciò ogni volta che noi sbilanciamo un po' le dinamiche e le forze, tutto ruota per compensare questo sbilanciamento, perciò gli eccessi di bene producono eccessi di male altrove e dunque è necessario appunto un atteggiamento distaccato e neutro. Questo è quello che hanno sempre cercato di insegnare gli iniziati e tutti quelli che hanno detto appunto di non avere attaccamenti di sorta. Ma tornando al quinto elemento, come ho detto appunto, per raggiungere il più alto grado di perfezionamento, prima di tutto passeremo con la rassegna degli elementi terra, aria, fuoco, acqua all'interno di noi, bilanciandoli. Questo equilibrio ci permetterà di fare il passaggio successivo, e cioè di mettere in armonia il nostro vero sé con l'ego che abbiamo domato a questo punto. Quando il canale appunto è aperto, ecco che il quinto elemento si manifesta nella manifestazione appunto nella realizzazione del Cristo. In questo senso, due nomi
ci vengono molto utili. Intanto il nome sacro che il popolo ebraico non nomina perché ha una profondissima riverenza nei confronti di questo nome e che possiamo sintetizzare o comunque pronunciare lettera per lettera, questo è concesso, ed è Yod He Vau He, qualcuno lo chiama Yahweh, Jehovah, ci sono moltissimi modi di leggere perché come saprete le lettere ebraiche mh, a seconda della loro posizione possono cambiare la pronuncia e comunque originariamente non era contemplata la vocale, pertanto l'esatta pronuncia si è persa anche perché, come ripeto, è un nome innominabile, dunque il vero suono di questo nome è sconosciuto ancora oggi, però contiene appunto il più grande segreto. Perché è così importante questo nome e perché, mio malgrado e con grande malincuore, mi dispiaccio di quando mm, viene bestemmiato, perché in realtà dietro questo atteggiamento c'è una grandissima ignoranza legata a elucubrazioni, spiegazioni di vario tipo, traduzioni alla lettera. In realtà è un nome che cela un segreto meraviglioso e grandissimo ed è appunto la, la summa dei quattro elementi, dove lo Yod, che è il primo segno, rappresenta l'elemento fuoco ed è facilmente comprensibile perché immaginiamo di appoggiare una penna sul foglio, la prima cosa che noi creiamo è un punto e dunque il primo elemento è un punto, no? È l'accenno di un qualcosa che verrà e che cambierà e diventerà poi un tratto, però prima di tutto noi appoggiamo e facciamo un punto, perciò questo è lo Yod ed è il primo elemento, il fuoco. È l'elemento aria, come ho detto, bilancia, la prima bilancia quello che è la comunicazione fra fuoco e acqua. Vau a questo punto si rifà all'elemento acqua e il successivo è l'elemento terra, perché ehm, eh, questa doppia presenza della intanto è dovuta al suo valore, al suo significato e poi approfondiremo i significati delle varie lettere dell'alfabeto ebraico. Intanto faccio soltanto una piccola carrellata sull'importanza di questo nome. E, appunto la padronanza di questi elementi corrisponde appunto al potere creativo del divino. Però affinché il potere creativo del divino si realizzi in noi, dobbiamo far discendere anche la Shin, che la Shin è la lettera del bilanciamento fra gli emisferi cerebrali, fra il maschile e il femminile, e la conoscenza, la voglia di apprendere, imparare e sicuramente moltissimo altro che, come ho detto, quando faremo la carrellata sulle lettere dell'alfabeto ebraico avremo modo di approfondire. Dunque, come diventa questo Yod He Vav He, letto Yahweh o Jehovah, che dir si voglia, con l'aggiunta della Shin, Yeshua. Yeshua che è stato tradotto come Gesù, ma in realtà è il Cristo. Eh, Questo dunque è ciò che in realtà i quattro elementi e i nomi sacri nascondono. Questo è il meraviglioso segreto dei segreti. Dunque, da ermetista, da ritualista, da amante delle scienze occulte, quello che volete voi, io ho un profondissimo rispetto nei confronti di questo nome perché so che questo nome è dentro di me, gli elementi sono dentro di me, tutto l'universo, tutto il creato è dentro ciascuno di noi. E
Così anche tutte le forze della creazione. Spetta a noi conoscerle e applicarle, ma non è possibile avvicinarci se non si è umili e se non si ha rispetto verso queste componenti. Ci sfuggiranno sempre diversamente. Ehm, Ritenevo fosse importante fare appunto questa precisazione proprio perché guardiate a questi nomi come un presagio bellissimo di quello che vi attende con lavoro e immenso sacrificio, perché appunto guardarsi veramente dentro richiede una determinazione e una volontà non indifferenti. Sappiate che quando vi guarderete veramente dentro dovrete essere disposti a vedere ogni cosa senza giustificare niente. Dovrete rivedere e rianalizzare ogni cosa dei vostri comportamenti, mettervi a nudo di fronte a Dio che è sempre dentro di voi e vi osserva perché siamo noi stessi nella nostra versione più elevata e più pura, cioè all'azzeramento delle Clifford. E dunque sappiate che siete sempre presenti a voi stessi, è Dio stesso dentro di voi che richiama se stesso, che si risveglia a se stesso ed è una cosa bellissima questa. Ora non ho un esercizio da proporvi perché prima di tutto va posto in equilibrio il proprio sé, il piccolo sé, diciamo così. Soltanto col dominio sul piccolo sé è possibile poi aprire un dialogo col sé più autentico, con io sono e ie. Ora vi ringrazio per avermi seguito fino qui. Spero appunto che la carrellata sui 5 elementi vi sia stata gradita. Ehm, Sappiate che è importantissimo nella pratica magica il quinto elemento perché siete voi e l'officiante che una volta che è purificato, una volta che si mette all'interno del cerchio, è la rappresentazione di Dio sulla terra e dunque onoriamo questo Dio perché siamo noi puri, noi allo stato perfezionato e con molta immensa umiltà dobbiamo ripulirci per rendere onore a questa sorgente straordinaria che è dentro ciascuno di noi. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutti i miei iscritti, vi abbraccio calorosamente e vi aspetto alla prossima condivisione. Grazie, a presto dalla vostra Edgarda.